Buonasera. Dopo un silenzio assordante, finalmente la Chiesa italiana, attraverso il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Cardinal Bagnasco, ha fatto sentire il proprio pensiero sulla manovra finanziaria del governo, che chiede nuovi sacrifici ai ceti già troppo bistrattati della popolazione. Nella sua prolusione tenuta a Madrid durante la visita papale della scorsa settimana ha fatto delle affermazioni condivisibili. Ha detto che le cifre sull'evasione fiscale sono impressionanti, che bisogna cambiare gli stili di vita, abbiamo vissuto per troppo tempo al di sopra delle nostre possibilità. Ha poi parlato della famiglia come ganglio vitale, come la cellula fondamentale della società. Insomma, ha espresso dei principi sacrosanti. Ma forse per una svista si è dimenticato di parlare dei privilegi della Chiesa Cattolica. In questa manovra finanziaria si tocca timidamente la casta dei politici, ma gli antichi privilegi della Chiesa continuano a permanere. Io credo che se siamo chiamati a fare i sacrifici, devono essere davvero tutti a farli, compresa la Chiesa Cattolica, che però anche questa volta non è stata neppure sfiorata dalla mannaia dei tagli. I privilegi della Chiesa li conosciamo, sono l'8 per 1000, l'esenzione sull'ICI e lo sconto sull'IRES, per un costo complessivo per lo Stato di circa 3 miliardi di euro l'anno. Con l'8 per 1000 dell'IRPEF la Chiesa incassa circa 1 miliardo all'anno. Gli immobili di proprietà della Chiesa sono invece esenti dal pagamento dell'ICI, anche quelli che svolgono attività commerciali, come ad esempio il convento delle Suore Brigide di Piazza Farnese a Roma, trasformato in un hotel di lusso, oppure quel palazzo a Trastevere, sempre a Roma, dato in concessione a una catena alberghiera che l'ha trasformata in una residenza a 4 stelle, Villa Donna Camilla Savelli. E naturalmente entrambe queste strutture esenti dall'ICI. E poi le scuole e gli ospedali e altro ancora. Stiamo parlando di un patrimonio immobiliare stimato nel 20% dell'intero patrimonio immobiliare italiano, un'enormità, come riporta la Repubblica, anche se manca l'ufficialità. Tra le oltre 100.000 unità immobiliari che fanno capo alla Chiesa Cattolica ci sarebbero 8.779 scuole, 4.712 centri legati al settore sanità ed entrambe le attività sono in diretta concorrenza con il pubblico e con il privato. Il Vaticano possiede a Roma numerose case di cura, centinaia di scuole, 400 istituti di suore, 300 parrocchie, 200 case alloggio, dove trovano ospitalità molti turisti, 900 istituti religiosi, 65 case di cura, 43 collegi, case di riposo, oltre agli innumerevoli immobili ad uso abitativo dati in locazione. A Milano le scuole paritarie cattoliche sono 450 e le cliniche cattoliche sono 120. La congregazione ecclesiastica Propaganda Fide, che dal 1988 si chiama Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli, ha un patrimonio immobiliare stimato in 9 miliardi di euro. Per tutti questi immobili la Chiesa non paga l'ICI, mentre l'IRES, l'imposta sul reddito delle famiglie, delle società, è ridotta al 50%. Insomma, siamo davanti a dei privilegi insostenibili, specialmente in questo periodo. Qualcuno potrebbe obiettare che l'8 per 1000 della Chiesa che con l'8 per 1000 la Chiesa fa opere di carità, come viene propagandato con una pubblicità martellate durante il periodo in cui i cittadini preparano la loro denuncia dei redditi. Non è così. Lo dicono i loro bilanci, in realtà solo circa il 20%, un quinto di tutto il ricavo, viene usato per opere di carità. Ecco, ho fatto un elenco, ancorché parziale, dei tanti, troppi privilegi di cui gode la Chiesa. Non voglio apparire anticlericale, perché riconosco il ruolo importante della Chiesa Cattolica all'interno della società italiana, ma se tutti devono fare dei sacrifici, siano veramente tutti a farli. Non deve fare, per dirla alla Marco Politi, quello che è mio, ma sul vostro deficit offro solo utili consigli. Da settembre la stessa Unione Europea ha aperto una procedura di infrazione al nostro Paese per questi aiuti fiscali incompatibili con le norme sulla concorrenza. Se la Chiesa Cattolica Romana vuole essere veramente quel faro di valore di cui la nostra società ha estremamente bisogno, deve saper rinunciare ai suoi privilegi. Quelle di Bagnasco sono dettami fondamentali per la società italiana, ma per essere credibile la Chiesa Cattolica deve essere coerente anche quando parla dei propri denari. Deve decidersi. Non può servire contemporaneamente Dio e Mammona. Arrivederci a mercoledì prossimo.